Manuele Ferrari, presidente del comitato Fisi FVG, si candida all'Assemblea federale di Bologna come consigliere laico. Perché, presidente, questa scelta? Ma principalmente perché in me c'è sempre stata la passione e l'entusiasmo per queste discipline e per gli sport invernali. Quindi dopo questo difficile mandato da presidente regionale ritengo che sia il momento di poter dare il mio contributo anche a livello nazionale. Lei conferma che non si ricandiderà al comitato Fisi FVG? Confermo, indipendentemente da come andranno queste elezioni nazionali, la mia decisione è stata presa e quindi approfitto anche in questa occasione per, insomma, come posso dire, invogliare qualcuno affinché, insomma, costruisca una bella squadra per il futuro del nostro comitato. Che cosa dovrà fare nei prossimi 4 anni la Federazione Nazionale? Ma sicuramente dovrà un po' rivedere tutte le sue strategie e dovrà in qualche maniera cercare di essere più vicino al territorio, perché forse è questa una delle cose che sono mancate in questi 4 anni.